Mi mancherà il freddo, morremmo impestata. Ma sì dai, ho fatto la spesa, lavoro quasi così, perché mi è sempre piaciuta questa visuale, non lo so, mi dà relax, mi piace. Molto rilassante. In più per uno che lavora quasi solo con internet, voglio dire. No, arrivo anche a 3,80 in download e 70 in upload, però così è già molto più che sufficiente. È sempre la SIM Very Mobile, no? Che adesso ha il 5G a vita, no? Io pago 11 euro per giga illimitati in 5G. Vero 5G, che poi c'è il discorso dei falsi 5G, cioè che te li segnano 5G e poi non vanno un cazzo. Un singano salutare. Ho lavato il camper e anche me stesso, se non ne usufruisco io le aree camper. E altro che Park Fortnite, Google Maps, vista satellite, area parcheggi che mi catto ogni volta. Sono vicino a casa del Valentino, che sei un amico ma sei anche un cliente. Lavoretti d'emergenza, qua ho acceso la caldaia, andrei a farmi anche la doccia. Cioè sto scaricando il backup di un sito a 35-36 megabyte al secondo, follia. Cioè praticamente in 50 minuti mi scarica 115 giga. Guarda un stretle come quello di Brugin, sarebbe questo. Fiammetta arancione, forse sta spurgando fuori ancora il gas sporco. Sto qua è fermo al 99% con l'aggiornamento da non so quanto. Vabbè, no, vedi. Gli ho attaccato il video e si è descantato. Ti ha paura, che parlo male di te? Aspetta, questo non l'avevo mai visto. Che è lo storico delle dashcam, fronteriore e posteriore. Puoi fare anche la foto. No, è molto... Perché? Ah, c'è anche l'audio. Che audio strano. L'audio esterno, però qua chilometri orari, latitudine, longitudine, questo non funziona, che peccato. Qui dividi video, mi pare gli ho messo in 3 minuti, peccato che non ci sia la posizione, no, non funziona, bisogna che segnalo. Ugane, fa caldo, 7 la mattina. Guarda Nuna, che rassa e piatti che te fai, mamma mia, altro che là che te vedi in televisione. Poi invece mino, ogni altri tegni in botta. Adesso raccontagli per motivi igienici, domani pianterò un recinto perché la poretta sporca sempre dove non deve poi sporcare, almeno così sporcherà in giardino poretta. Ciccia, se no si riempie di mosche e dopo si creano malattie come quella volta che abbiamo dovuto aprirla completamente. E così la vita, dai, su. Perfettissimo, anche quel. Aspetta. Cioè, questa non sta neanche in piedi. È riuscita, ha baltato tutto. È riuscita a aprire il recinto che le avevamo fatto. E adesso ovviamente è tutto pisciato e cagato sotto il tedone di là. C'è anche con la guancia piena. Lunedì la porto al veterinario. Sempre premesso che ognuno ha la sua visione della vita e i suoi gusti eccetera, sto accompagnando Marco a prendersi la sua nuova Ducati soldi buttati. Ho voluto fare sta premessa perché per me questa cosa è un po' come andare a un per voi, per gli altri, è un matrimonio di un amico, no? Se te mi inviti al tuo matrimonio, te dico di no, ovviamente. Però andarci ora a moto nuova, no, guarda, questa è proprio una cosa bella da condividere così in amicizia. Cioè la moto che ti arriva, che è tipo quasi un figlio. PS, nota commemorativa. Quel giorno sbagliamo autoscuola, quindi non era il tipo in ritardo di un'ora, eravamo noi sull'autoscuola sbagliata. No, dai. Che non vorrei avesse fatto confusione perché la Ducati qua non la vedo una Triumph bianca, vabbè, le devo fare il passaggio. Sì, te do una mano. Senti, tu non l'hai sentito, gli ho detto, guarda che bella che è. Ma secondo te, riceppando in mano il discorso del prima, se un va sposasse, guarda la moglie e dice, guarda che bella che è, no, Dio caro. La sento abbastanza più maneggevole della mia. C'è un modello che
come si è sempre detto, come tutti sanno, piace e non piace, ma non nel senso che è bello o non è bello, ma per il discorso che ognuno ha i suoi gusti. Insomma, è una moto molto particolare, futuristica, a casa di noi altri veneti. Non chiederci come riusciamo nei primi 10 metri già a perderci, ci vuole stile, ci vuole esperienza. Prima impressione a postura di guida, se strana. Così è la prima volta che l'ho presa e ho detto ma che cazzo ho fatto quella volta del 748, cioè ti trovi sdraiato se non sei abituato, hanno una postura stranissima. Sì, Marco va piano per fare rovescio, oddio gatto. Butta fuori la gamba, i tipici crampi da super sportiva. E d'altronde noi che siamo vecchi e vogliamo forzare la gioventù che il tempo ci sta togliendo, dobbiamo subire queste cose, no? È così, ragazzi. Occhio adesso quando si sorpassano le macchine, perché con le nuove leggi sul sorpasso dei ciclisti, aperta parentesi, l'unica legge che il popolo italiano sembra tenere in considerazione, si tiene molta più distanza rispetto a prima, pertanto è facile che quando trovi dei ciclisti le macchine vanno in tutt'altra corsia, mentre fino al giorno prima gli facevano il filo. Quindi attenti a sorpassare in moto, non è più come una volta che la macchina sorpassa il ciclista e tu sorpassi la macchina. No, attenzione, ti puoi ritrovare nel marciapiede. È comodissima in confronto alla mia. No, gli specchietti no, non mi tornano però, vabbè, non c'è nessuno, no, gli specchietti hanno da regolare. Aspetta le pedane perché sono abbastanza diverse. Cazzo che comoda, fioi! No, è tutt'altra roba. Puttana merda, che comoda, perché ho fatto un attimo scambio perché dice che ai bassi saltella. Sto guardando. Ah, ok, ho capito. Da quell'effetto freddo, ok, ho capito. Sembra più un problema di candele. Sto andando un po' a esperienza, sto pensando alle mie quando davano queste cose. Cioè apre, però no, mi sa che ha ragione lui. Sono più un problema di candele. Boia, la sella è enormissima. La leva del cambio è estremamente alta, però questo è soggettivo, se la regola il proprietario. Allora si saltella, adesso glielo dico, è un discorso di erogazione. Io dico sempre, le moto capisci quando vanno bene, quando vai piano, e quando vai piano senti. La catena Alaska, Marco, ricordati, se non te lo dico, è la catena Alaska, ma già l'avevo vista. Sto pensando perché quando stai un po' più allegro sembra andare bene. Sto pensando, più allegro nel senso che giri più accelerato. No, uguale, niente, no, ritiro. Cazzo, è molto più bacchettona, come dicono c'è più pezzo di legno, diciamo, cioè devi lavorarla tanto più di corpo questa per girare. Boia, vabbè, ma è solo una questione di abitudine secondo me. Una questione, ci voleva un po' un rettilineo per tirare un po'. Beh, ai bassi ha una spinta eccezionale, parecchio più della mia. O ai medio bassi, beh sì, perché eravamo 4.500, ha una gestione dei giri abbastanza diversa, parecchio. Cioè qua tipo il minimo è 4.5, da me invece il minimo può essere anche 2.5, diciamo. Aspetta che non che vado in acqua, che le può anche di offendersi se che vado in acqua. Ha una bellissima spinta, Anche al minimo è preciso. Sembra la frizione, sembra. No, erogazione.
Ti dico, mi tento con te senti, è proprio erogazione. Tornata scomodità con la levetta del cambio praticamente sdraiata a terra. Quando ti abitui a guidare una moto, dopo ne guidi un'altra, sei un po' impanicato perché non trovi i comandi, non trovi le pedaline, la moto risponde diversamente perché giustamente. Guarda che posticini che sanno gli altri qua. Qua ti avevo portato anni fa col camper, Dio piccolo, cioè non qua, più in fondo. Il fondo è bellissimo, c'è il borghetto con la chiesetta, i posticini per farti tutti i tuoi bei giretti, anche in bicicletta, le passeggiate, guarda che bello, tutto qua attorno alla laguna. Però immaginare quante zanzare di sera. Ora la catena esageratamente lasca perché è andata, ma già si sapeva. Infatti lui ha già quella di scorta nuova a casa. Ah, vedi? Con te sposi, adesso non insista con questo discorso, ma con te sposi, non è che te sta là nettara femmina, te che giri intorno, ti avvardi, che bea. No, Dio caro, te dà una pinzadina e finito tutto. Guarda la moto invece, quanto che te va avanti. Ah, è la famosa schiumata che vedi sull'internet, ecco qua, adesso la vedo dal vivo. Ok, che va di moda a fare ste robe, tu capito? Non sto scherzando, è un rito passare da Marco a lavarsi la moto. Un giorno probabilmente sarà un motolavaggio. Nuova colorazione 2025. Cazzarola, tanta roba con l'idropulitrice, tanta roba. Pulito direi. Tatuaggi veneti, che magari abbiamo anche gente interessata. Le davano solamente? Le davano solamente le rivendite autorizzate di vino che vendevano vino italiano pregiato, che potevano constatare tramite sta botte qua la presenza, constatava la qualità. È tipo una targhetasi per le auto che certifica che è storica, e qua c'è a difesa economica della viticoltura, quindi un'etichetta che si dava per certificare che questo vino era italiano. Esatto. Ma che storia, non l'avevo mai visto, non lo sapevo. Perché vendevano il vino sloveno e lo spacciavano per italiano. Beh, come tuttora in tutto il mondo. Sì, anche quando vivevo in Scozia, andavo in giro, cioè pasta italiana, sughi italiani che non ho mai sentito in vita mia. Cioè nei supermercati trovi quelle robe che non ho mai visto, veramente mai sentito. Questa qua di colore è un po' fuori contesto del resto della casa, però ho voluto tenere il suo colore originale. Ma mi vede Rodrigo. Ragazzi, oggi ti stiamo portando varie barchette, mentre ti dico ti stiamo portando varie barchette da batteria a vedere i famosi fuochi di Cavallino Tre Porti, provincia di Venezia, da non confondere con il Redentore, che sono i fuochi che fanno dall'altra parte, da Venezia, quelli dovrebbero essere a Ferragosto. Niente, mi corregge da regia, è fine luglio il Redentore. Che forte! A Elisa che attira sui sopparecci, vedi tu qual è l'angolo fotografi? Perché giustamente, allora io non ho mai assistito, però dicono che i fuochi di Cavallino Tre Porti siano un qualcosa di importante, insomma, ecco, cioè non sono i soliti fuocherelli, ma sono dei fuochi un po' più importanti. Elisa, ma hai tipo un Instagram, cose del genere? Sì. Con queste foto? Dica il nome, che io curiosi qua. Lisa Zanzi Foto. Lisa Zanzi Foto. Zanzi. No, perché io vedo veramente dalla sua macchinetta tanta roba. Ah, bellissimo, mi diceva Marco che hanno delle piattaforme in acqua, guarda come li fanno in serie. Le piattaforme, questi sono a terra. Ah, questi sono a terra? Però guarda che bello che li fanno in serie. Cioè non li ho mai visti in serie così che danno quell'effetto in profondità. Ecco perché infatti mi aveva colpito una foto dell'Elisa, perché c'era questo effetto che sembrava un eco, in realtà è veramente così, cioè guarda. Li fanno uno davanti all'altro, fantastici, che figata. Cioè noi qua ti stiamo filmando da Punta Sabbioni, dalla regia mi dicono che l'ultimo è a Cavallino e sono 8 postazioni che fanno lo stesso spettacolo, cioè nel senso lanciano gli stessi identici fuochi d'artificio e creano questo effetto al quale non siamo abituati, e tutto ciò al quale noi non siamo abituati ti crea questo effetto speciale, no? Ovviamente in telefonino verrà una caffonata, però è giusto per renderti un attimo l'idea di cosa puoi trovarti. Ti lascio anche questo appunto consigliato dagli amici local. Allora, noi siamo a Punta Sabbioni, ok? Se tu ti metti a Punta Sabbioni non ci sarà quasi nessuno in spiaggia, al contrario della zona più centrale dove non cammini neanche.
ma soprattutto te li vedi tutti, quindi ti godi questo gioco di profondità. Dopo, per carità, è relativo, uno magari preferisce stare al centro, così dice li vedo sia a destra che a sinistra, però insomma, ecco, se vuoi vedere questo giochetto di profondità di serie, sai che devi andare a Punta Sabbioni. C'è anche il parcheggio camper, trovi sempre un sacco di camper se vieni col camper, e se vieni in moto c'è sempre la camionetta della polizia, quindi parcheggi là a fianco a loro e sei a posto. Mamma mia ragazzi, che spettacolo e che goduria quando stoppa, cioè poesia, perché dicevo, mi ricorda i ritorni che faceva la mia R1. E ma te che accopia l'aggettivo da Elisa, però cioè te fa il figo, te ridi e te dici non sono sincronizzato, ho capito, ma lo che aveva detto io. Bellissimissimo. No, aspetta, sto inquadrando, sì. Wow, spettacolo, fiori dal vivo, bellissimo. Wow. Pazzesco, c'è anche il rumore, quell'effetto temporale che va a scemare, bellissimo. No, che figata, e tutte le luci che stai vedendo sono tutte le barche, mi dicono dalla regia, dei veneziani, perché giustamente a Venezia è la barca, mica il motorino a macchina eccetera, e sono tutte dei fuochi. Bellissimo, veramente molto bello da vivere come cosa. Spero si veda qualcosa, ma sì dai, qualche puntino si vede. Guarda il Bide che fa il stesso lavoro, vedi tu l'effetto profondità, guarda che bello. C'era una volta circa 12 miliardi di anni fa, quando qualcosa su nel cielo si incontrò, azoto, zolfo, insomma tutte le molecole necessarie per far scoppiare qualcosa. Anzi, lo chiamarono il Big Bang, la grande botta. 12 miliardi di anni fa. Da tutto questo è nato anche Ricky Leroy, Franchino, tutti voi. Pensate un po', se non ci fosse stata la grande botta, dove eravamo noi? A quest'ora cosa avremmo fatto? The Big Bang! La grande botta!